Il punto è questo. Intanto voglio fare una piccola premessa. Questo libro, secondo me, ribalta la concezione del politico che avevamo, perché è frutto dell'ascolto. Cioè, questo ministro, Luca Zaia, ha ascoltato molto, ha visitato i territori, li ha ascoltati, si è reso conto di una realtà e si è messo a difendere questa realtà. E questo non è un dato banale, perché si era abituati a una politica dove il ministro arrivava, aveva già il suo schema, mentre qui c'è una si è messo in discussione, e si è messo in discussione proprio rispetto a quello che mi chiedi tu, Tessa, cioè il fatto che l'Italia purtroppo per un amministratore ha una difficoltà, cioè noi abbiamo 1000 vitigni. Non c'è un altro paese al mondo che ha una situazione del genere. Bisogna andare in Georgia, in Russia per trovarne 300. Poi basta, finito. E poi possiamo fare l'elenco, cioè l'Italia è un paese lungo e stretto che ha trattenuto i passaggi di popoli nei secoli. Queste sono le biodiversità, i saperi di coltivarli. Cioè, se andate in Argentina dovete fare chilometri e chilometri per trovare un'azienda agricola. Qui ogni 3 chilometri c'è una specialità. Questa è l'Italia. Allora difendere questa cosa qua è difficilissimo, perché il ministro sa benissimo che quando va con i suoi colleghi europei o di tutto il mondo non capiscono di cosa parla quando parla delle DOP, delle GP, della difesa di questi prodotti. Però questa è la nostra forza, è la forza che ci giocheremo nell'Expo del 2015 per far fare il grande tour, il grande viaggio nel paese del mito che è l'Italia. È l'esempio possibile per tutto il mondo, perché scommettano, no? Come abbiamo scommesso noi su queste biodiversità. È l'idea che un governo dica: noi facciamo tornare i conti attorno all'azienda diretto coltivatrice, non attorno agli interessi delle multinazionali. Ma perché siamo contro? Io sono contro, io sono un giornalista e oppongo dei dubbi. Mi hanno fischiato a un convegno quando ho posto questi dubbi degli scienziati, no? E si sono offesi. Io pongo un dubbio: mi sembra che l'America, le multinazionali vogliano vendere a quel ventre molle che è l'Europa ciò che non riescono a vendere alla loro opinione pubblica. Questi sono gli OGM. Ebbene, e l'Italia reagisce e dice: non siamo il ventre molle, perché abbiamo un'identità, abbiamo le identità e le difendiamo dicendo no, anche perché, l'ha detto il ministro l'altro giorno e l'ha ribadito anche nel libro, non servono, in Italia non servono, con le dimensioni che abbiamo non serve svendere in questo modo un'agricoltura all'appiattimento alimentare. Sull'argomento, Camillo, il ministro scrive una cosa bellissima secondo me: prodotti tipici sono la semantica del rapporto unico che si instaura tra un gruppo umano e il suo territorio. La sintassi, invece, è costituita dalle ricette tramandate dalla sapienza tradizionale, cui sono connessi i riti conviviali quali forme umanizzate di consumo. Dio mio, cioè, la parola semantica mi affatica un po' il cerebro. Il concetto è chiaro. Sì, comunque è chiaro. In Italia esistono addirittura degli APAX, ecco, uso una parola ancora più insopportabile. APAX in linguistica sono sono quelle parole che compaiono una sola volta in tutta la storia di una letteratura. L'Italia possiede delle ricette che sono degli APAX, nel senso, io ho mangiato delle cose in un unico ristorante, in un'unica trattoria e non vengono fatte in nessun altro posto. Cioè, non so, in Alta Irpigna c'è un paese che fa una specialità, una pasta che si chiama marcannali. C'è soltanto una trattoria in questo paese e soltanto quella fa i marcannali. Nel momento in cui chiude la trattoria non esistono più i marcannali, no? Anche perché sappiamo che si è interrotta la catena, si sta interrompendo la catena familiare, per cui tanti dicono: ah, ma guarda, ma che senso ha uscire a Parma, io abito a Parma, e mangiare i tortelli, ce li fa la nonna. No, vabbè, però la nonna mica è immortale, no? Cioè, poi quando muore la nonna ce li fa forse la mamma, ma chissà, però poi dopo non li fa più nessuno. Quindi ecco l'importanza di salvare queste ricette a livello di ristorazione, perché noi non possiamo pretendere di insegnare, noi possiamo anche provarci, no? Di insegnare alle ragazze a usare il mattarello,
però Ma secondo me c'è un po' un ritorno, guarda, girando... possiamo fare finta che ci sia. Ah, un pochino Cioè, sì, dai. vabbè, Mia sorella fa le lasagne in casa. è una ancora. eroina, è una donna da sposare, però la maggior parte non le fa queste cose, le persone non le fa queste cose, quindi la ristorazione deve essere spinta a fare questo, perché nelle cucine professionali questo si può fare, e questi sono dei baluardi, dei caposaldi dell'identità delle località, da questo paesino dell'Irpinia alle nostre città del nord, dove comunque se uno va a Milano, qui a Verona, cioè vabbè, Veneto è diverso, ma se uno va a Milano è molto più facile mangiare cinese che mangiare milanese, no? Cioè, quando si parla di cucina etnica, la cucina etnica è la cucina milanese, è la cucina veronese, e questa è espressione di un etnos. La cucina cinese o il kebab sono espressioni globali, no? Mondiali, quindi bisogna smettere anche di concedere questo aggettivo un po' complimentoso a questo tipo di cucina, no? Etnico sembra una cosa più strana, esotica, interessante, no, in realtà è una cosa piattissima che si mangia dalla Groenlandia alla Nuova Zelanda, insomma, ecco. Ministro, Presidente, questa logica, ovvero la conservazione e la valorizzazione della biodiversità in agricoltura e in cucina, si ripercuote e si sposta anche sulla politica. Testuali parole. La diversificazione produttiva dell'Italia non si può quindi spiegare se non in relazione alla pluralità delle storie locali. Il progetto politico della Lega Nord asseconda e valorizza questa alterità, considerandole realtà imprescindibili. Il federalismo è una prospettiva realizzabile solo se si crede che esistano ancora differenti identità culturali, quindi sociali e produttive, che esse siano una ricchezza per il nostro territorio e che offrano la possibilità di integrare in formidabile sintesi le diverse ricchezze. Sì, potrei dire da subito che Lega Nord scelse il Ministero dell'Agricoltura non per i bilanci e per le dotazioni in finanziaria, ma per una scelta identitaria ben oculata, nel senso che per noi l'agricoltura comunque rappresenta un presidio identitario unico. Veronelli diceva che l'Italia è piena di giacimenti gastronomici, no? Io direi che dietro ad ogni campanile c'è un disciplinare di produzione, Paolo Massobrio sicuramente me lo conferma. Pensare che abbiamo, 46 DOCG, 319 DOC, 118 IGT, solo per parlare dei vini, o i 4.700 prodotti tipici, significa da un lato che noi abbiamo marcato identitariamente l'attività agricola, dall'altro è stata anche una necessità, perché l'azienda agricola media in Italia oggi è di 6 ettari di superficie e prima ancora avevamo dei piccoli orticelli, dei piccoli fazzoletti. Ricordiamo che noi arriviamo dalla mezzadria, arriviamo dai grandi proprietari terrieri che comunque avevano centinaia di mezzadri. Chi non si ricorda l'albero degli zoccoli? Però da qui l'agricoltore in Italia non è un agricoltore dell'agricoltura estensiva, è l'agricoltore dell'agricoltura barra artigianale, dove la lavorazione è una lavorazione importante, dove l'eccellenza prodotta ti dà più reddito. Quindi la necessità diventa un grande valore oggi, perché comunque siamo stati ad esempio i primi in Europa ad avere il primo riconoscimento IGP per un ortaggio, che è stato il radicchio rosso di Treviso. Tutto questo per dire cosa? Per dire che forse un errore c'è in questo libro, ed è l'esergo iniziale. Se voi leggete l'esergo iniziale, nell'esergo iniziale c'è una frase di Adriano. Nelle memorie di Adriano dice che nei suoi monumenti ci saranno comunque le scritte in latino, nel suo epitaffio di morte ci saranno le scritte in latino, però poi lui dice: però io ho sempre vissuto e pensato in greco. A me piaceva questa frase, perché comunque ho detto: se al latino ci mettiamo italiano e al greco ci mettiamo veneto, mi si calza a pennello questa idea, no? Di aver vissuto e pensato sempre in Veneto. Però la vera frase, il vero esergo per questo libro era un'altra frase di Adriano. Adriano dice che il vero luogo natio, ed è profonda questa frase, pensateci, il vero luogo natio è dove l'uomo pone lo sguardo per la prima volta su se stesso, l'uomo o la donna ovviamente. E qualcuno mi ha detto: perché parli sempre degli uomini? Però al di là della battuta, cioè questo libro vuole, e lo dicevo prima dei giornalisti, non essere un libro per addetti ai lavori. Questo libro, forse gli unici che non debbono leggerlo sono gli agricoltori. Questo è un libro per chi vuole porre per la prima volta lo sguardo su se stesso e capire che dietro lo scaffale dell'ipermercato c'è un contadino che fa arrivare il cibo su quello scaffale, e che in base alla tua scelta, a quanto comprerai, a cosa comprerai, modificherai il paesaggio del tuo territorio.
Per cui difendiamo il chilometro zero, difendiamo il consumo di prossimità, il consumo del territorio, la stagionalità, ma non perché ce l'abbiamo con i contadini del resto del mondo, ma perché noi dobbiamo difendere questa presenza. E quindi adottare la terra arriva da dove? Dalla necessità, così, dalla virtualità di pensare che lo scenario futuro, magari apocalittico, potrebbe essere quello che noi ci facciamo l'assicurazione magari per la polizza sanitaria, ci dovremmo fare anche quella per la presenza di un contadino vicino a casa. Certo. Perché il contadino sarà talmente affamato dall'1 al giorno che guadagnano i contadini indiani, piuttosto che di 5 euro al giorno che guadagnano i contadini cinesi, e dalla cattiva abitudine di fare la spesa dei cittadini dei propri territori, che finirà che il contadino dovrà essere adottato da qualcuno. Quindi finiamola con il dire che il pollo, la carne di pollo non è più quella di una volta. Ieri cos'è che ho detto? Che tiri una gamba ti esce lo scheletro, perché se è così è colpa nostra, perché comunque scegliamo noi che sia così.